illustri ospiti, cari amici, queste mie brevi parole di inizio hanno tre scopi. Il primo è di dare il benvenuto ai presenti e ringraziarli di questa gradita presenza. Il secondo è di esprimere un ringraziamento molto sincero, molto sentito all'Accademia di San Luca. E grazie alla collaborazione generosa e intelligente dell'Accademia di San Luca che noi abbiamo potuto realizzare e realizzeremo tutta una serie di iniziative che costelleranno il nostro ottobre e questa fine di settembre. Un ringraziamento anche al Conservatorio di Santa Cecilia. Vorrei aggiungere un ringraziamento mio personale al nostro segretario generale che si è prodigato perché queste iniziative avessero successo e io credo che già da stasera possiamo cogliere la pienezza di questo successo. Il terzo scopo di queste brevi parole è di esprimere da parte mia come Presidente, ma credo di interpretare anche il sentire di tutto il Collegio dei Giudici Costituzionali, una profonda soddisfazione. La Corte Costituzionale è un supremo tribunale di garanzia per il cittadino, ma è un tribunale, tutti noi siamo giuristi, ossia personaggi un po' strani che maneggiano categorie specialissime, che utilizzano strumenti collaudati da 2000 anni di tecnica giuridica, correndo un rischio, il rischio che questi strumenti di tecnica giuridica, che sono validissimi come comunicazione tra noi esperti per così dire, sono però sofferenti di incomunicabilità con il resto del mondo, con il cittadino comune, forse con la cultura circolante. E questo palazzo rischia di essere una sorta di castello murato. Ecco, in questo anno che è sessantennio di vita della Corte, il Collegio dei Giudici è proteso ad una finalità prevalente. Questo palazzo deve avere porte e finestre aperte verso l'esterno, verso le strade e le piazze della città di Roma, verso il contesto storico di Roma, verso le istituzioni culturali di Roma. E abbiamo fatto già dei passi. Intanto abbiamo cominciato con un esame di coscienza nostro, interno. Che cosa abbiamo fatto in questi 60 anni? Abbiamo giovato veramente al cittadino? Abbiamo contribuito ad aumentare la gamma dei diritti fondamentali, la protezione dei diritti fondamentali? Ed ecco il nostro convegno scientifico del 19-20 maggio scorso. Ma abbiamo avuto anche un incontro con dei direttori di quotidiani, un colloquio vivacissimo, aperto. Ora, tra poco, cominceremo, e la prima tappa sarà il 6 ottobre, lezioni nostre, colloqui, dialoghi con gli studenti dei licei di Roma e di tutta Italia. I giudici saranno lieti e orgogliosi di portare un contributo di comunicazione con quelle che sono le giovani leve, che saranno le future intelligenze del futuro. Quindi un contesto ampio, porte e finestre aperte, per così dire, metaforicamente. Quello che stiamo vivendo stasera e che vivremo il 12, il 20 e il 27 ottobre è proprio in questa scia, in questa angolatura di apertura, di colloquio, di dialogo. La Corte sa benissimo che il diritto può essere una tecnica, può essere un insieme di categorie, ma è innanzitutto un prezioso salvagente per il cittadino comune. Il diritto è parte della cultura, appartiene non alla patologia della società, ma alla fisiologia della società. Con questa perfetta convinzione
con questa acquisita consapevolezza, la Corte è voluta entrare in dialogo proprio con delle istituzioni culturali. Oggi con l'Accademia di San Luca e più tardi con il Conservatorio di Santa Cecilia. Ecco il perché la grande soddisfazione che io esprimo e insieme la gratitudine per i colleghi che mi siedono accanto. Io ho detto quello che mi premeva di dire, cederò ora la parola al professor Moschini, poi credo al professor Tancredi della Università di Reggio Calabria e infine al professor Portoghesi, insigne storico dell'architettura, che ha dato tanti contributi ad un risveglio culturale della nostra sonnacchiosa Italia. Allora, la parola al professor Moschini. Prego. Buonasera. Prima di passare all'illustrazione del programma, di queste che abbiamo voluto come conversazioni d'arte e non paludate lezioni accademiche, permettetemi di ringraziare il Presidente, professor Grossi, il dottor Zingales e il Segretario Generale, professor Visconti, per la straordinarietà con cui si sono aperti alla nostra Accademia, ma anche per la straordinarietà di aver per la prima volta fatto incontrare idealmente le tre accademie, che sono le tre accademie nazionali, quella di Santa Cecilia, quella delle Scienze, l'Accademia dei Lincei e quella di San Luca, e dico idealmente perché l'Accademia Nazionale dei Lincei, in fondo l'Accademia delle Scienze, è idealmente connessa con questa nostra occasione di ripercorso della straordinarietà del Palazzo della Consulta di Fuga, perché Fuga, appunto su committenza di Clemente XII Corsini, col palazzo legato appunto alla famiglia Corsini, che ospita l'Accademia Nazionale dei Lincei. Abbiamo voluto poi, d'accordo col Presidente Grossi, coinvolgere anche l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia per dare un senso di continuità e di contemporaneità alle nostre conversazioni. Non è un caso che questa sera assisterete, dopo le nostre brevi parole, a un concerto di musica tardo-seicentesca e settecentesca, ma anche un affondo a una sorta di risonanza, di commento da parte del professor Nottoli dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che riprende tematiche che ascolteremo della musica tradizionale e storica, rilette dal Dipartimento di Elettronica dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Ma oltre a questa congiunzione astrale che è stata permessa dal professor Grossi, c'è anche il fatto che solo la Consulta, il Palazzo della Consulta, ha saputo in fondo ricordare i 60 anni di presenza in questa sede straordinaria, perché tutti noi abbiamo cercato casa, tutte le accademie nazionali, tutti abbiamo cercato, come avrebbe detto Heidegger, di abitare poeticamente nelle nostre sedi, ma solo il professor Grossi è riuscito a celebrare i suoi 60 anni. Noi abbiamo trascorso i nostri 80 anni dell'Accademia di San Luca al Palazzo di Carpegna di Borromini, non siamo riusciti a celebrarlo, per cui complimenti ancora alla struttura complessiva della Consulta. Quindi grazie al Presidente, grazie ai giudici, grazie ai vicepresidenti di questa occasione. Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti, si tratta del primo appuntamento, una conversazione d'arte, una solo, del professor Paolo Portoghesi, che racconterà le vicende del Palazzo della Consulta, forma e funzione di un'istituzione. A seguire, il 20 settembre, il professor Strinati rileggerà le opere d'arte conservate, sia pure incomodato all'interno del Palazzo della Consulta. Lo stesso professor Manfredi parlerà di Ferdinando Fuga, architetto della Consulta, e io farò un breve ripercorso del senso del disegno di architettura. La giornata conclusiva del 27 ottobre vedrà coinvolte ugualmente tre personalità: il professor Garms di Vienna, che riprende le tematiche urbane di Fuga come architetto in fondo della città, per il suo aver partecipato alla conclusione della scuderia del Quirinale, al palazzo del segretario della Cifra, al termine della Manica Lunga del Quirinale stesso, e poi sotto successore di sotto Benedetto XIV, con il progetto e la realizzazione della Coffee House nei giardini del Quirinale. Ecco, questo in maniera stringata il senso di queste conversazioni d'arte. Permettetemi, prima di passare la parola agli esperti di Ferdinando Fuga, di fare 4 piccole annotazioni. Uno riguarda una stranezza. Noi siamo stati abituati a pensare che l'architettura, il moderno, nasca da una parte a Roma,
con le rielaborazioni artificiali di Piranesi per quanto riguarda il Campo Marte piranesiano, ma soprattutto con la nascita della tipologia di Soufflot, e per molte volte ci è stato ripetuto che il progetto e la realizzazione di Soufflot della Sainte-Geneviève, quello che diventerà il Pantheon per i francesi, costituisce la prima forma di ricorso a una tipologia prefissata edilizia, quindi in un certo senso a una modernità del progetto di architettura. Ecco, scopriamo che tra il 1732 e 1737 Papa Clemente XII affida il progetto di fuga, ma anche qui, come era successo in Francia, dove la Sainte-Geneviève era stata resa possibile dalla tassa sul macinato, anche qui viene in fondo riavviato e ripotenziato il gioco del lotto per poter realizzare un'impresa del genere. Quindi c'è una dimensione laica da cogliere in questa idea della tipologia che erroneamente ascriviamo a una cultura tutta francese, che dovremmo invece cominciare a rivedere nelle nostre posizioni, perché non c'era bisogno di aspettare le declinazioni di Durand, dei suoi Précis de l'Essonne, dei suoi raccolte parallele degli edifici antichi e moderni, per arrivare alla formulazione di edifici che in qualche modo ascrivessero una funzionalità per la città nei vari luoghi della città. Già nel 732 Ferdinando Fuga dà conto di questa possibilità straordinaria. Ecco, ma in questo è implicito anche un altro tema molto importante che ci viene sempre dalla cultura francese, quello dell'idea dell'architettura parlante, l'architettura che esibisce al proprio modo di porsi il senso della propria espressione funzionale interna, cioè un'architettura che comunica immediatamente. Pensiamo agli edifici di Ledoux realizzati o ai progetti di Boulez. Ecco, l'idea dell'architettura parlante in fondo è anche implicita in questo progetto, in questa realizzazione straordinaria di Ferdinando Fuga, al quale va anche il merito di aver risolto in chiave strettamente, squisitamente architettonici, quella che era la soluzione della prima metà del Settecento della città attraverso il ricorso al tema del fuoco urbano, in una sorta di slittamento semantico e formale, per cui era la dimensione scultorea che tralineava verso l'architettura. Pensate all'esperienza straordinaria di De Sanctis, di Salvi, la Fontana di Trevi, la Scalinata, ma anche lo Specchi nel porto di Ripetta. Ecco, l'idea che Fuga riconduca alla stretta necessità architettonica il senso del proprio segno nella città, quindi una conduzione che non travalica più il senso del rapporto con la città, quasi in un embrassement nu, in una volontà di condivisione dello spazio urbano, ma una riassunzione di responsabilità dell'architettura stessa. E questo, permettetemi e chiudo, è anche il senso di una appena evidenziata volontà di ritorno all'antico, ma un antico travisato probabilmente, perché il ritorno all'antico a cui si pensava probabilmente era il ritorno alla cultura classica greca, ma era il ritorno anche all'idea dello splendore e della magnificenza romana, per cui pensate negli anni appena precedenti il concorso vinto da Galilei per la facciata di San Giovanni in Laterano, come dice molto su questa necessità di ritorno a un ordine classico. Spero di non avervi annoiato troppo, lascio la parola al professor Manfredi. Grazie. Grazie. La parola eccezionalità, il termine eccezionalità è stato ricorrente negli interventi che mi hanno preceduto. Eccezionalità è la Consulta, è un episodio architettonico e vedremo anche urbano eccezionale a Roma. Da dove risale, dove possiamo risalire a questo riguardo? Alla sua unicità. Il Palazzo della Consulta è unico, possiamo dire che è il primo grande edificio della Roma preunitaria a essere stato costruito in tempi relativamente brevi, in uno spazio circoscritto e secondo un progetto ben definito, cioè ex novo. Il termine ex novo, per chi conosce la storia edilizia di Roma, è alquanto raro, appunto eccezionale. Non mi sovviene un edificio di tale entità costruito appunto ex novo in un pubblico, con una funzione pubblica e in questi tempi rapidi. Anche le grandi opere dei grandi architetti, e qui il professore Portoghesi ovviamente, per quanto riguarda per esempio l'isolato dell'oratorio dei Filippini e quant'altro, insomma le grandi opere architettoniche di Roma sono frutto di stratificazioni, di addizioni, di ampliamenti che possono partire dal 400 e terminare tranquillamente in stile, e ce ne sono palazzi di questo tipo, in stile nell'800.
appunto prima chiaramente della rivoluzione urbana portata dalla Roma capitale. Allora, come funzionavano come l'isolato, anche per esempio il Palazzo Farnese, no? Che è considerato icona, no? Dell'edificio che si impone sul resto della città, aggredisce un isolato e lo edifica interamente grazie alla volontà di un pontefice. In realtà esiste una bellissima veduta del cantiere del Palazzo Farnese in cui si vede chiaramente che c'è sul lato destro, guardando la facciata, è inglobato un edificio preesistente, consistente anche nelle dimensioni, quindi a Roma non si buttava nulla, cioè, ovviamente tutto quello che poteva essere inglobato in una fabbrica lo era, quindi non parliamo possiamo usare il termine reimpiego, no? Il reimpiego non è solo quello dei marmi dell'antica Roma, il reimpiego è anche quello della tavolozza, dei resti, degli scatti che venivano riutilizzati per fare muratura, oppure degli stessi muri, dei brani murari che venivano reimpiegati. Questo cosa ha comportato nella storia edilizia della città? Ha comportato l'immagine urbana che abbiamo di fronte, ha comportato anche l'elaborazione da parte di alcuni architetti, come Giacomo della Porta, per esempio, di un modello di facciata che si adatta a questo progressivo definizione delle quinte, dei palazzi che conquistano l'isolato gradatamente. Qual è questo modello? È quello più semplice in questi casi da adottare, cioè una facciata liscia con un bugnato, ricorsi orizzontali che poi man mano che questa fabbrica cresce in orizzontale potevano estendersi. Abbiamo anche molti disegni, per esempio uno tanti veramente disegni di stato di fatto in cui c'è una facciata, un fronte edilizio, una facciata per 4 assi di finestre compiute, poi il resto c'è un'ammorzatura e poi il resto è ancora incompiuto, quindi si lascia il resto della fabbrica ai posteri, a chi poi potrà avere i fondi per poter proseguire questa. E invece no, la consulta è eccezionale, abbiamo visto anche i motivi per cui è eccezionale, nel senso che si sono utilizzati dei fondi in qualche modo ricavati appunto dal ripristino del gioco del lotto nel dicembre del 1731, ma è eccezionale anche perché è frutto di un piano che possiamo definire appunto un piano urbano, ma anche un piano di politiche riformiste introdotte dai Corsini, dalla famiglia Corsini e dai circoli che gravitavano intorno ai Corsini. E la consulta ancora una volta è un esempio di tutto questo. Quindi chi sono gli attori, i protagonisti di questa fabbrica? Sono il Papa, naturalmente Clemente XII, ma anche il cardinale nipote Neri Corsini, una figura molto importante, e l'architetto Ferdinando Fuga e più in generale di questa rivoluzione in qualche modo linguistica anche un altro architetto che è Alessandro Galilei, no? Questi due fiorentini che prima dell'avvento di Papa Clemente XII avevano realizzato pochissimo entrambi. Galilei aveva avuto una tutto sommato infelice avventura in Inghilterra, dove però era entrato in contatto con questi circoli interessati a un'architettura diversa da quella corrente a Roma, cosiddetta, che possiamo definire con un termine forse non troppo proprio, tardo barocco o addirittura neoborrominiano, no? E quindi abbiamo delle figure che si pongono rispetto al panorama culturale romano in modo innovativo e anche naturalmente in modo anche di contrasto, quindi si crea in qualche modo una sorta di dicotomia tra questi architetti che venivano da fuori, fiorentini, le stelle fiorentine cosiddetti, e il contesto romano legato più a una tradizione linguistica che affondava un po' dalla fine del Cinquecento fino appunto agli anni 30 del Settecento. Quindi eccezione costruttiva, eccezione di strumenti di finanziamento, eccezione nei personaggi, negli attori e sicuramente eccezione anche per quanto riguarda il discorso dello spazio urbano che è stato accennato prima di me. Quindi la consulta fa parte di un piano di riorganizzazione di uno spazio urbano centrale per quanto riguarda ovviamente il contesto politico, che di fatto
reimposta e definisce proprio attraverso l'opera di Ferdinando Fuga questo importante luogo simbolico di Roma, la residenza dei papi, ma anche la residenza dei grandi uffici dello Stato, no? Escludendo ovviamente la curia innocenziana, qui si concentrava tutto quello che era il milieu politico e amministrativo dello Stato pontificio. E quindi di fatto Fuga è interprete di questo piano come in un ruolo che è di fatto ufficiale. Fuga è l'architetto dei Sacri Palazzi Apostolici, quindi degli edifici riconducibili appunto al governo pontificio. A differenza del suo grande rivale Luigi Vanvitelli, che è invece l'architetto della fabbrica di San Pietro, cioè della più grande fabbrica dello Stato e simbolicamente importante, Fuga invece è un architetto pragmatico, è un architetto che non è iscrivibile negli architetti pluridisciplinari, interdisciplinari, coloro che praticano il disegno anche di figura, quale invece era Luigi Vanvitelli, che non si può parlare di Fuga senza parlare appunto di Luigi Vanvitelli, e Fuga in qualche modo è una figura muta di fronte al parlantissimo Vanvitelli, che ha lasciato lettere che parlano di Fuga continuamente, quindi è una sorta di dialogo costante che instaura con il suo rivale Vanvitelli, e noi conosciamo appunto le vicende anche biografiche di Fuga proprio grazie ai racconti al fratello, quindi i racconti familiari di Vanvitelli rispetto appunto al suo rivale, una rivalità che si estenderà poi da Roma a Napoli. Quindi questi sono i temi che tratteremo poi negli interventi che si susseguiranno tra il 12, il 20 e il 27. E quindi di fatto sono stati coordinati questi interventi al fine di dare un po' un senso, restituire un significato al disegno dell'architettura nell'opera di Ferdinando Fuga, ma in generale degli architetti del suo tempo, come parte integrante del disegno di Stato, no? Nell'accezione più ampia e anche più nobile del termine. Questo spero che riusciremo, e sono convinto anzi che riusciremo a conseguire questo obiettivo grazie appunto alla presenza di illustri contributori e soprattutto all'originalità di alcune interpretazioni, come per esempio quella della professoressa Kiven, che si occuperà appunto di questo spazio urbano come una sorta di anomala ma comunque interessantissima Place Royale. Certo, la piazza del Quirinale non ha la struttura geometrizzata delle Place Royale del Seicento francese, ma certamente ne assolve la funzione per molti aspetti, e quindi sono sicuramente curioso di sentire molte interpretazioni, tra cui quella certamente che sarà molto interessante del professore Portoghesi, che ci darà una lettura del palazzo come nella sua forma, ma soprattutto nella sua funzione, nell'integrazione tra forma e funzione. Così come avremo modo anche di osservare un po' più da vicino nel dettaglio i disegni originali di Ferdinando Fuga, grazie appunto ai contributi del Gabinetto Nazionale delle Stampe, e quindi poi diciamo che avremo anche poi sempre in questo fil rouge del disegno avremo il contributo appunto di Francesco Moschini, che tratterà del disegno in un'accezione estetica, diciamo, rispetto a quella che magari proporrò io, che è più pragmatica. Tenterò di trattare appunto della professione dell'architetto e dello strumento, proprio dell'esercizio del disegno come appunto strumento di pragmatico di lavoro. E Fuga, e chiudo, è proprio il personaggio che più ci consente, forse tra tutti i suoi
coetanei architetti contemporanei proprio di vedere l'alto e il basso un po' della professione. Cioè Fugger è stato l'architetto del Papa, è stato l'architetto di Carlo III di Borbone, ma è stato anche l'architetto delle strade di Roma, cioè un architetto che è stato a contatto con i grandi principi, ma è stato anche l'architetto che è stato a contatto con coloro che avevano esigenze molto più banali, ma importanti comunque per la storia della città, che è una storia di integrazione tra l'alto appunto e il basso. Quindi insomma speriamo di darvi un quadro quanto più possibile ampio di questa tematica, che secondo me è piuttosto, anzi molto affascinante. Grazie. Dobbiamo essere grati alla Corte Costituzionale di questa bellissima idea di aprire il palazzo e di invitare il palazzo a raccontare la sua storia. Questo palazzo non è soltanto importante perché è la sede della Corte Costituzionale ed è stata la sede della Consulta Pontificia e della Segreteria dei Brevi. È un palazzo che ha avuto una funzione importante nella storia d'Italia, un palazzo in cui si riuniva il triumvirato con Mazzini, un palazzo in cui hanno abitato Umberto I e sua moglie Margherita prima di diventare re d'Italia, un palazzo che ha ospitato il Ministero degli Esteri. Ecco, io credo che sia molto importante che i romani apprendano, proprio entrando qui dentro, sentendo l'atmosfera di questo palazzo, conoscano qualcosa di questa storia della città e di questo edificio che ha sicuramente un valore baricentrico. Perché? Anzitutto perché sta in piazza del Quirinale. Chi ha letto le passeggiate romane di Stendhal sa che Stendhal, dopo aver visitato la villa Ludovisi con un branco di amici, è arrivato qui a vedere questa piazza e ha deciso che era la più bella piazza del mondo. E lo ha deciso con il suo spirito romantico, perché solo allora si cominciava a capire che l'irregolarità di questa piazza non è un difetto. Questa non è una piazza royale sbagliata perché non è rettangolare. Questa è una place royale romana, cioè è la place royale di una città che ha sempre vissuto del suo passato, riscoprendo continuamente e riscoprendo come cose amiche ma anche come cose da distruggere, perché magari in certi casi ostacolavano i disegni del Papa. Questa dialettica con il proprio passato è la caratteristica che dà a Roma questo fascino straordinario, che è un fascino del tutto diverso da quello per cui ammiriamo Parigi o Londra. E la Consulta ha un ruolo. Questa piazza del Campidoglio, che sia o no la più bella del mondo, è nata come una partita a scacchi. Il Quirinale era un colle abbastanza alto e quindi l'acqua non ci arrivava. C'erano delle ville di signori e anche di poeti e di umanisti. Nel 400 c'era Pomponio Leto che aveva una villa da questa parte. Poi uno dei primi nel 500 a costruirsi una bella villa è stato il cardinale Carafa. E il cardinale Carafa, che aveva questa villa, la prestava, la dava in affitto al cardinale d'Este. Questo cardinale che ha costruito qui a pochi passi, a Tivoli, forse un'altra delle cose più belle del mondo, una villa sicuramente meravigliosa, facendo cantare l'acqua. Dicevo, questa piazza è nata come una partita a scacchi, perché Sisto V ha portato l'acqua. Prima di Sisto V c'era stata la costruzione di questo piccolo casino che ancora si legge all'interno del Quirinale. Sisto V ha allargato questo edificio e ha, come dire, cominciato a inquadrare la piazza dando un ruolo fondamentale alle due statue dei Dioscuri, che erano rivoltate originariamente proprio verso il Palazzo della Consulta, perché qui vicino c'erano le terme di Costantino. Ecco, se
e ve lo farò vedere il giorno della conferenza, si è svolta questa partita a scacchi è perché queste successive mosse tutte quante tenevano conto di allineamenti preesistenti. L'Alta Semita, che poi è diventata Via Pia, era una grande strada della città romana, c'era il Templum Solis da una parte, c'erano le terme di Costantino dall'altra. Ecco, questi elementi hanno inciso fortemente e hanno suggerito, per una strana vocazione, diciamo, questo inserimento di tante quinte intorno a uno spazio, e quindi hanno creato questa realtà spaziale, questa realtà estetica che indubbiamente ha avuto un peso determinante alla fine del Cinquecento, e per tutto il Seicento i papi hanno deciso di preferire il Quirinale al Vaticano. Il Vaticano stava diventando in un certo senso un museo, era comunque il centro della Chiesa, ma non il centro dello Stato della Chiesa. Quello che invece ha intuito Papa Corsini costruendo questo Palazzo della Consulta è che questa piazza poteva diventare lo spazio di una reggia, diciamo, in cui coesistevano le diverse funzioni necessarie per il governo di uno Stato. Quindi qui siamo di fronte a un'azione laicale, diciamo, del papato. Certo, il potere temporale aveva i giorni contati, ma c'è stato nel Settecento un momento in cui si è pensato alla riorganizzazione dello Stato, e Papa Corsini, che veniva da Firenze, città sempre all'avanguardia per quanto riguarda il pensiero, ha portato questo messaggio: trasformiamo la piazza del Quirinale non soltanto in residenza pontificia, ma in centro delle strutture amministrative dello Stato. E naturalmente per questo ci voleva un architetto, e l'architetto scelto fu Ferdinando Fuga. Dirò subito che Ferdinando Fuga viene dagli storici dell'arte strattonato da una parte e dall'altra per farlo rientrare ora nel barocco, ora nel neoclassico. Secondo me Fuga, a parte che non sapeva nemmeno cosa significano queste parole che sono state inventate dopo, sicuramente non era né a barocco né a neoclassico, era un architetto del Settecento, arrivato da giovane qui, si era innamorato di Borromini, come dimostrano i suoi primi disegni, e aveva scoperto però che oltre a questa architettura sontuosa, eccentrica, originale, il barocco aveva prodotto una civiltà architettonica basata sulla semplicità, cosa che normalmente non si dice. Però se noi guardiamo per esempio l'opera di Borromini, certo, pensiamo subito alle curve di San Carlino, ma se pensiamo invece ad alcune operazioni urbanistiche di grande rilievo, vediamo che il linguaggio adoperato da Borromini può essere quello complesso delle opere più famose, ma può essere anche quello semplicissimo. Se guardiamo il convento di San Carlino, che sta qui a due passi, è un edificio in cui c'è soltanto un ordine a fasce e delle finestre incorniciate da quella che si chiama normalmente la cappuccina, cioè una fascia che gira tutta intorno al rettangolo della finestra. Ecco, questa semplicità la ritroviamo per esempio nella facciata dell'orologio. La facciata dell'orologio è una facciata senza ordini, e sicuramente per Fuga è stata una rivelazione, cioè diciamo la misura architettonica può essere data anche al di là di quelle che sono le norme caratteristiche dell'architettura classica, può essere data anche semplicemente dalle proporzioni, e per Fuga le proporzioni erano importantissime. Di solito i critici riconoscono subito questa grande abilità, questa capacità infallibile di trovare la proporzione giusta. Ma non voglio trascinarvi in un discorso troppo settoriale. Parliamo un attimo della Consulta. Ho parlato di questa partita a scacchi della piazza. Una delle ultime mosse è quella di Fuga, che costruisce questo edificio semplicemente
utilizzando, diciamo, l'allineamento che già esisteva di un palazzo precedente, detto Vercelli, perché ci stava un cardinale che piemontese. Questa mossa, diciamo, non è proprio l'ultima mossa, anche questa geniale, è quella di aver spostato ancora le statue dei Dioscuri e messoci in mezzo un obelisco, cosa avvenuta alla fine del Settecento. Quindi, diciamo, la penultima mossa è questa meravigliosa quinta, realizzata dal Fuga, che è giusto chiamare quinta perché in fondo Roma è una città teatrale, è anche importante dal punto di vista della storia del teatro, ma è teatrale soprattutto per questo fatto che ci sono angolazioni diverse che nascono sempre da questa caratteristica romana di costruire sempre se stessa rinnovandosi nello stesso luogo e quindi dover obbedire a direzioni le più impensate, le più diverse. Ecco, questo criterio, diciamo che è un criterio adoperato spesso nella città, quello delle quinte che colloquiano tra loro, è stato interpretato da Fuga in modo geniale, perché questo palazzo è abbastanza interessante visto anche frontalmente, ma è soprattutto meraviglioso visto di striscio, quindi letto come una quinta teatrale. E questo dimostra come questa cultura, che è ingiusto dividere in Rinascimento e Barocco. Questa cultura nata nel 400 e finita alla fine del 700 è una cultura che aveva tutta una quantità enorme di ricchezze da utilizzare nel linguaggio architettonico. Ed è questa cultura che Fuga ha assorbito, vivendo durante un periodo che è il periodo dell'illuminismo. Naturalmente l'illuminismo ha un aspetto, diciamo, deistico o addirittura ateistico che non poteva trovare a Roma grande ascolto, ma invece nella individuazione dei diritti, delle libertà, eccetera, l'ascolto c'è stato e questo ascolto ha dato dei risultati di grande interesse, tra cui proprio queste preoccupazioni di ordine sociale che però Fuga riuscirà ad interpretare soltanto arrivato a Napoli, quando costruirà l'albergo dei poveri, quando costruirà quel meraviglioso cimitero che, pensate, ha 365 fosse ed è nato per evitare la fossa comune in cui i poveri venivano gettati come se fossero immondizia. E queste 365 fosse sono dovute al fatto che si doveva risparmiare fatica nel sollevare le pietre di piperno che stavano sopra a ciascuna delle fosse e quindi bisognava che, diciamo, quella che si sollevava rimanesse per il giorno dopo da rimettere a posto. Quindi questa logica è una logica che implica addirittura il lavoro e quindi rappresenta una visione sicuramente profondamente legata al pensiero settecentesco e per certi aspetti illuministica. Ecco, io credo che bisogna riconoscere a Ferdinando Fuga come elemento straordinario, caratteristico della sua personalità, la capacità dell'ascolto, cioè la capacità di imparare da tutto ciò che si vede, senza mettersi i paraocchi come spesso avviene quando si pensa ideologicamente allo stile e ad altri aspetti che dividono invece di unire. Ecco, questo senso di umanità che riesce a superare le barriere dà un grande senso di serenità all'architettura di Fuga che credo sia l'aspetto più profondo e sottile e quello che ancora oggi ci commuove.